no vi realizzato un cartellone sulle leyendas dei Bacco da Sete. Il Chiaval Magic, le pomme che non si riva mangià, l'imperatrice cinese, le mari da Sete e i viers di Sant'Ilò. Le pomme che non si riva mangià. Una volta un gruppo di femmini stava incamminanti in un giardino, in te vecchie cine. Stava inchiappando su pommes in un pomar. Ve lì cacchiati in una pomme dal color blanc, dure di mangià, così decidin di metterle a boli. Una volta bollite erano restate disgustose. Così attaccarono a battile con bastons. In questo modo riuscirono a rompilo e si trattava di un unico filo arrotolato su se stesso. Il cavaliere ha un par di glandole salivari date glandole da sede. Il filo esce tramite la bocchia. Il diametro della sede al buon misura 4 km e pesa 4 kg. Il ciclo di vita del Bacco del cavaliere viene fermato artificialmente perché sennò la falena per esce dalla galetta a poi rompe tutta la galetta. Il filo a contatto con l'aria si indurisce. Dopo l'ultimo anno per dire, Viermere si trasforma, che s'inciapa a produrre ei la base per una tassa di cocon. L'anceputo l'uni se depon viermi in lanțuri și după se ia mătasea, se curăță, se cojește și se va preda. Pronti. La forma. Il morar è un arbol di medie dimensioni, alto e ampio di 18 metros. Il tronco è avonde curte e un foiao maestoso. Le rosis sono unisessuali, le pomes, mores, si può di mangiare. Le sues sono uniche mangiatorie dai cavalieri. In la parte superiore la fuea è ruvide e con un elisere lanute in la parte inferiore. La coltivazione. Per un gruppo di ais, la vita del morar ha bevuto testere e i morar più grandi che servivano per sostenere le vis. Ma con la grande diffusione della vita, i morar hanno cominciato a sparire. Purtroppo i contadini si sono tagliati per guadagnare terreno. E anche per facilitare le manovre dai mezzi agricoli. Si pensa che il primo morar che si è stato plantato in Friuli è stato dal XII secolo, dal 1100. Il morar è una pianta che viene da me da moraces. Viene dall'Asia e si può trovare anche in Africa e in America del Nord. L'amore ha fatto di tante spicciole spomute che sono attaccate su une con che altre. In Italia sono due tipi di morar. Il morar blanc, Morus alba, che fa mores blanches, e il morar neri, Morus nigra, che fa mores neres.
Il nome del morar deriva dal latino celsam e significa era alto. La parola celsa era usata per distinguere il morar dall'arbusto bas di rul. Sì, va bene, leggi. In Friuli si coltivava diverse specie di morar. Il morar comune con le feuilles grandis, il morar di Verone, il morar di Verone con le feuilles grandis ma intagliadis, il morar de Filipinis con le feuilles unevore grandis. Rileggi l'ultima. Il morar das Filippines culis unevore grandis. Ok, perché si dica... As malalties del morar podem ser cancro das ramachis, cancro das ladris, cariet al len, magre sulle fues, e i viers a infetin il len, e i uccei a mangin las mores e a resto di manco il parlò. Dopo le prime guerre mondiali nasce un grande stabilimento per la produzione di sede, la Finlandia. Si trattava dall'allevamento di insetti dai piccoli ufs che venivano mettuti per sore una iettere e nutriti con fues di morar ben sut. Gli insetti crescevano a volop. In che volte la Finlandia era una grande risorsa, perciò dava lavoro a più di un centinaio di femmine. La Finlandia era dividuta in due stazioni. La plantiera era una grande calderia a vapore che veniva alimentata dal carbone e che aveva il compito di tenere costante la temperatura dell'acqua. Dal plan pasore erano macchine per la filatura di sede e di una banda di che l'altra la svaccia per il lavaggio. La provvisione di acqua alla fontana era un lavoro fatto da femmine. Di spesso anche le fruttes aiutavano la maris o las nones a chioi laghe. Dopo aver selgos di ram picchiati in un mani di legno un po' imberlate, il buink. Si cominciava a lavorare in Finlandia quando si era giovins, 12 o 13 anni. Le operaie stavano in pis tutti lì di spostarsi dal continuentri entri 4 o 5 calderies di acque calde dove che ieri mettusi cavaliers. Lavoro da operaie si era dichiarato il chap dal lungo fil che costituiva ogni galetta. De Finlandia lavoravano las finlanderes, vale a dire femmine impiegate sta lavorazione dai cavaliers. Las finlanderes cunivin i merghi cavaliers taghe calde e chiatà il chap del fil, scunivin mettilu in tai roquets e filalu in tas manettes che erano dividute a seconda da grandezza del fil. Las finlanderes lavoravano unis al sabide de 7 miege allas 12 ed as 13 miege allas 18. La pae aiere di 11 francs fin tal di prime de guerre e dome di 7 francs tal di dopo le guerre.
No, viene realizzato un cartellone sulle vie da sede, Feveland di Marco Polo, Ido Fraris e Ferdinand von Richthofen. La via da sede. La via da sede all'era il percorso che dall'antichità collegava la Cina al Mediterraneo. Su tale percorso, lungs 2000 km, viaggiavano mercanzie, la sede e un'evore di ideas. Tra un'evore di itinerari, la destinazione finale di sede era Roma. Il nome via da sede al fu dato dal 1877 dal geografo tedesco Ferdinand von Richthofen. In origine, la via da sede si chiamava Via Real di Persia e si sviluppava per circa 3000 km. Con Alessandro Magno, la via da sede diventa il collegamento tra Oriente e Occidente. Tra il primo secolo prima di Cristo, i romani avevano in contatto con la sede e con l'Oriente. Grazie a Ido Fraris, che hanno panduto il segreto, dal 500 Costantinopoli comincia a prodursi la sede di Vesole. Dal 1215, con l'ingrandisi dai Mongoli in Asia, la via da sede torna a essi un punto tra Oriente e Occidente. Di lungo l'età di Mirce, con la pace stabilita dai Mongoli, un'evore di viaggiatori cominciano a viaggiare da via da sede. Il viaggiatore più famoso è stato Marco Polo, che ha viaggiato da via dal 1271 al 1289.